Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apertura dedicata alla politica, in particolare al nuovo governo targato Mario Draghi. Alle 12 di oggi il Premier e i 23 ministri hanno prestato giuramento davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella. Nel nuovo governo non figurano i leader politici, ma è formato da 15 personalità espressione dei partiti, 4 del Movimento 5 Stelle, 3 ciascuno per PD, Forza Italia e Lega, 1 per Leu e Italia Viva e 8 tecnici. 9 le riconferme rispetto al precedente governo Conte, tra cui il ministro della Sanità Roberto Speranza, quello degli interni Luciana Lamorgese, quello degli esteri Luigi Di Maio e il triestino Stefano Patuanelli, che passa dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Agricoltura, poi 15 uomini e 8 donne. Tra le novità il Ministero della Transizione Ecologica affidato al fisico Roberto Cingolani. Al termine del giuramento si terrà la cerimonia della campanella a Palazzo Chigi con il passaggio di testimone tra l'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Draghi. Mercoledì la fiducia in Senato e giovedì alla Camera, ma tutto potrebbe svolgersi anche nella sola giornata di mercoledì. Le categorie economiche valutano positivamente la nuova squadra del governo Draghi, in particolare nei ministeri chiave come l'economia. Spiccano, ha detto del presidente della Camera di Commercio Giovanni D'Apozzo, nomi di alto livello e orientati al mondo dell'impresa. Positivo anche il presidente di Confartigianato, Graziano Tirati, che vuole però vedere all'opera i ministri prima di lasciarsi a un giudizio più approfondito. Un commento senz'altro positivo, perché al di là di quelli che sono gli equilibri di natura politica, mi sembra che il presidente Draghi ha dimostrato una grande sensibilità anche rispetto ai partiti che lo sosterranno, ma i ministeri di riferimento, le persone che seguiranno i rapporti con l'Europa, che sarà lo stesso Draghi, il recovery plan, la digitalizzazione, l'economia green, il MIDE, sono tutto in mano a persone di estrema competenza. Il fatto di aver introdotto un ministero ad hoc per il turismo diventa estremamente importante. Soddisfazione anche per il ministro Patuanelli, è il nostro riferimento in regione, una persona molto stimata diciamo da tutte le forze politiche, e quindi il fatto che mantenga un ministero importante come quello dell'economia agricola, con tutto quello che ne sta intorno, per noi è un punto come regione di soddisfazione. Finalmente è nato questo governo guidato da una persona che di competenza ne ha dimostrata molta e che ha dato veramente una mano fino adesso all'Italia. Per il resto, per i nomi di queste persone cosiddette del governo di competenti, li vogliamo vedere all'opera, ma un piccolo consiglio le vorremmo dare: ascoltino chi lavora, dall'operaio al piccolo imprenditore, a chi ogni giorno si misura coi problemi di questa nazione in mezzo a questa grande crisi pandemica. Ed ora il tema delle partite IVA in calo. Infatti nel corso del 2020 nella nostra regione sono state aperte 7.276 nuove partite IVA, circa 1.000 in meno rispetto all'anno precedente, meno 12%, una diminuzione leggermente inferiore a quella nazionale, meno 14,8%. Le province di Udine, meno 15,2% e Pordenone, meno 15,9%, presentano le flessioni più consistenti. Trieste fa segnare un calo del meno 8,2%, Gorizia è l'unica che registra un incremento, seppure di sole 30 unità, più 3,6%. A renderlo noto il ricercatore dell'IRES Friuli Venezia Giulia Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In Friuli Venezia Giulia, dunque, a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, si è interrotta la tendenza positiva cominciata nel 2017, dopo che nel 2016 si era registrato il numero di nuove aperture di partita IVA più basso dello scorso decennio, 2009-2019, circa 7.800. Dopo il via libera del governo all'apertura della stagione sciistica dal 15 febbraio, attesa l'ordinanza del Presidente della
della Regione Federica, che farà riaprire gli impianti della nostra regione dal weekend del 19 febbraio. Gli spostamenti tra regioni però saranno vietati fino al 25 febbraio e per gli albergatori il turismo di prossimità, per quanto prezioso, non basterà a risollevare le sorti di una stagione sfortunata. Dopo il via libera del Comitato Tecnico Scientifico è arrivato il semaforo verde anche del governo uscente Conte all'apertura degli impianti sciistici a partire da lunedì 15 febbraio, solo nelle regioni gialle. A questo punto in Friuli Venezia Giulia è attesa ad ore l'ordinanza del presidente della regione Massimiliano Fedriga, che farà ripartire funivie, seggiovie e ski lift non da lunedì prossimo ma dal weekend del 19 febbraio. Come confermato dall'assessore alle attività produttive e turismo Sergio Bini, la regione ha scelto la via della prudenza, preferendo posticipare l'avvio della stagione a dopo le feste di Carnevale. Fino a mercoledì, infatti, le scuole sono chiuse e questo avrebbe con ogni probabilità spinto molte famiglie a rimettere gli sci ai piedi già a inizio settimana, con possibili assembramenti nei poli regionali. Nonostante le pressioni delle regioni, dai gestori degli impianti e più in generale degli operatori della neve, lo spostamento tra regioni, anche gialle, sarà vietato fino al 25 febbraio. Il governo uscente, guidato da Giuseppe Conte, ha deciso di prorogare il divieto inizialmente previsto a lunedì 15 febbraio. In questo modo, il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi avrà la possibilità di decidere in merito prima della scadenza del DPCM attualmente in vigore, fissata per il 5 marzo. Per chi deciderà di trascorrere qualche giorno in montagna e in albergo, dunque, sarà possibile farlo solo nella propria regione. Chi invece possiede una seconda casa potrà raggiungerla anche se si trova in un'altra regione, pure se in zona arancione o rossa. Il turismo di prossimità, per quanto prezioso, da solo non basta, come spiega Paola Schneider, presidente di Federalberghi Friuli Venezia Giulia. E credo che anche queste settimane qui, da adesso in poi, il turismo di prossimità sarà quello che la farà alla grande. E, detto questo, il fatto di non aprire fra regioni per noi è sempre una batosta. Ci mancherà una buona fetta di turisti che amano venire da noi. Non c'è invece una data di riapertura per il mondo dello spettacolo. Attori e attrici del 23 dicembre si riuniscono ogni sabato nelle piazze di Udine per far sentire la loro protesta silenziosa con cartelloni. Così hanno fatto oggi in piazza 20 settembre a Udine. Siamo senza stipendio da un anno, dicono, e nessuno ci considera. Noi da tanti mesi stiamo protestando e dal 23 di dicembre siamo qui ogni settimana a fare questa azione silenziosa e però significativa per la riapertura di tutti gli eventi dal vivo, non soltanto i teatri come luogo, come palazzo, ma proprio la possibilità per noi di lavorare e di fare eventi dal vivo, quindi dagli spettacoli ai concerti, al circo, alla danza, alla musica, e per il pubblico di fruirne, perché è indignante che non ci sia ancora una data, un po' perché noi siamo dei lavoratori come tutti gli altri, ma soprattutto perché la cultura non può essere considerata un bene di secondo o terzo grado, insomma, è fondamentale. Voi lavoratori siete messi a dura prova, tantissimi di voi che per passione andate avanti, però non avete lo stipendio a questo momento. No, noi da un anno non abbiamo lo stipendio, a parte il fatto che noi siamo precari già di base, nel senso che noi non è che percepiamo uno stipendio, quindi non abbiamo neanche degli ammortizzatori sicuri, noi veniamo pagati, percepiamo reddito quando lavoriamo. Se è possibile salire su un autobus, se è possibile entrare in un negozio, se è possibile entrare in una fabbrica, se è possibile andare al supermercato, perché non si può entrare in un teatro o comunque fare uno spettacolo dal vivo? I teatri poi sono luoghi sicuri, il tracciamento è stato, i protocolli sono stati ferrei da quando quest'estate c'è stato questo barlume di riapertura. Quindi non vediamo proprio il motivo di restare noi gli ultimi dimenticati di non avere una data. La variante inglese del Covid-19 diventerà a breve predominante. Un italiano su 5 è contagiato dalla variante. A dirlo è l'Istituto Superiore della Sanità. Abbiamo chiesto il parere del genetista triestino Marco Gerdol, che parla anche della presenza della variante sui bambini e sulla mancanza di un vero e proprio studio sul tracciamento. Ascoltiamolo.
molto molto affidabili. Senta, le varianti del virus colpiscono di più i bambini? È vero? Beh, allora, su questo punto c'è abbastanza controversia. Va detto che la variante inglese, per le sue proprietà di maggiore trasmissibilità, determina infezioni con carica virale più elevata e di conseguenza infezioni di questo tipo tendono a colpire un po' di più percentualmente anche quelle fasce della popolazione, come appunto i bambini, che normalmente ne sono assolutamente protette o in gran larga parte protetti. Questo naturalmente non vuol dire che il virus abbia acquisito nuove modalità di trasmissione diverse da quelle che già sappiamo, che già conosciamo molto bene, né vuol dire che questo comporti necessariamente un pericolo in più per quanto riguarda le persone che vengono a contrarre un'infezione. Quindi il rischio relativo in caso di infezione nei bambini resta comunque molto molto basso. Scoperti 15 falsi poveri destinatari di buoni spesa dei comuni, in debita percezione di aiuti fino a 4.000 euro legati appunto all'emergenza Covid-19. I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno avviato l'esame dei contributi a fondo perduto erogati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia a sostegno di turismo, commercio, dell'artigianato e dei servizi alla persona. Gli aiuti sono finalizzati a ristorare i danni subiti degli artigiani e degli imprenditori locali a seguito dell'epidemia da Covid-19. Al momento sono state individuate 15 posizioni irregolari riferite ad attività commerciali e aziende che hanno indebitamente beneficiato del contributo regionale per importi che nei singoli casi raggiungono fino a un massimo di 4.000 euro. È stato arrestato un 63enne per l'incendio scoppiato in un casolare lo scorso 14 gennaio. È successo nella frazione di Torreano di Martignacco. In relazione all'episodio, i carabinieri della stazione locale nel pomeriggio di ieri hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del 63enne. È responsabile di violazione di domicilio e incendio, reati commessi nella notte appunto del 14 gennaio, quando diede fuoco all'abitazione dei parenti con cui non aveva buoni rapporti e con cui da tempo c'erano dei dissidi, pare per motivi ereditari. Un polmone verde prenderà il posto della caserma Mittica a Pordenone. I militari della caserma Mittica, sede dell'Ariete a Pordenone, lasceranno via Montereale. I comuni di Pordenone e San Quirino, l'Esercito, la Regione e il Demanio hanno avviato il percorso che porterà nel 2021 alla progettazione e negli anni successivi alla costruzione di una nuova caserma green da 7 milioni di euro nell'area addestrativa della Comina, dove si trasferiranno i soldati, lasciando libera l'area di 12 ettari di fronte all'ospedale. Noi abbiamo lavorato intensamente in questi mesi col Ministero, con il Demanio, perché ci interessava moltissimo l'obiettivo di avere libera quella che è l'attuale area dell'area Mittica, e siamo tra le poche città che sono tra l'altro state selezionate proprio dalla Difesa per realizzare questo tipo di progetti. Noi all'interno di quell'area vogliamo realizzare, ci vorranno anni ovviamente per i tempi della pubblica amministrazione, soprattutto con un rapporto poi con lo Stato, ma vogliamo realizzare un grande polmone verde e pensare insieme alla comunità che lì vive e insieme ovviamente agli esperti dei servizi che possono essere utili all'intera città non per i prossimi 10 anni ma per i prossimi 100 anni. Se prima sembrava solo una suggestione, ora la strada è concretamente tracciata. Realizzeremo già prima un progetto condiviso ovviamente con la popolazione e con tutti gli enti interessati per recuperare invece lo spazio, i 12 ettari della Mittica, che si inseriscono in un quartiere che sappiamo essere densamente popolato, dove c'è l'ospedale cittadino e dove c'è un grande caos urbanistico, per cui c'è bisogno veramente di rivedere in maniera importante quest'area. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.